Diciamo che cominciamo a far parte dell'arredamento, caro chef. Esatto. Tempo passa e si torna sempre molto volentieri all'Aurin. Siamo qui al bar dove in questo momento, durante la trasmissione, durante la mattina, viene servita la colazione anche qui, oltre che nel ristorante, sia per le collezioni che per il pranzo che per la cena dell'Aurin. Corretto. Ecco. Supervisore, lo chef Astuto. Buongiorno a tutti. Al secolo, nome e cognome, Manuel Astuto. Manuel Astuto. Ecco, bene. Quindi insomma complimenti, perché io poi ho appena provato il breakfast, che è sicuramente come il bar dove ci troviamo, questo è un luogo di jazz, c'è una programmazione quindi di musica, come vedete gli arredi, si dovrebbe notare, questo è un Chester, non so se dalla Frau, comunque insomma sono tutte poltrone, sedie da collezionisti, come del resto nelle camere ci sono oggetti anche insomma decoratori, insomma produttori chiaramente di poltrone, come di armadi, di assoluto design. E quindi il Laurin che propone una colazione che è basata sulla specialità di Bolzano, perché se tu vieni chiaramente in Alto Adige, come minimo dovresti mangiare o il Canederli o lo strudel. Anche Sofia, ovviamente. Questi sono, diciamo, dopo un viaggio ai mercatini natalizi, chiaramente tornare senza aver provato queste specialità, e quindi diciamo c'è lo strudel che è un po' il simbolo, cioè la prima cosa che vedi alla reception è lo strudel che fate voi nella vostra pasticceria. Sì, esatto. Poi il ristorante nella sala appunto delle colazioni chiaramente deve produrre per 200 alloggiati, chiaramente l'albergo è completo, chiaramente capita per fortuna spesso, Sì, assolutamente. deve chiaramente dare il massimo. Quindi questo è un compito importante dello chef, perché molte volte si parla della cucina, delle stelle, ma in realtà insomma, la colazione non se ne occupa nessuno, cioè non è che ci sono dei premi. Fa sempre parte del cerchio della perfezione che uno cerca dopo, no? Perché se si mangia bene la sera, si mangia bene a pranzo, uno si aspetta che la mattina si alzi e abbia anche lo stesso livello della colazione. E qui al bar invece, a parte quello che gli alloggiati hanno, diciamo, con il loro bed and breakfast, no? Invece qui al bar servite sempre... Qua abbiamo una zona snack, dove abbiamo un piccolo, si può chiamare bistrò, dove facciamo che è aperto tutti i giorni fino alle 1 di notte, dove proponiamo i classici cosi da bar di livello, sandwich, tutte le tartine fatte chiaramente da ragazzo del bar. Quindi qui come potete vedere gli abitanti ma anche i curiosi di Bolzano vengono a leggere tranquillamente il giornale, il quotidiano, anche perché Bolzano, adesso a parte lo strudel, come dicevamo, è proprio una città dove tu entri al bar praticamente trovi una rassegna stampa infinita di giornali. È Un'altra tutti gli alberghi internazionali. è una caratteristica particolare appunto di Bolzano, dove chiaramente si va al bar, si legge in un contesto storico, sicuramente molto, molto piacevole. Bene, vabbè, la colazione che chiaramente deve supervisionare il nostro chef, che però è chiaramente concentrato sul lunch già da Un bel po' di tempo adesso sì. Funziona molto bene e siamo molto contenti. La sera anche funziona molto bene, non ci possiamo lamentare. Però è vero che il lunch all'Aurin chiaramente è un altro must, no? Nel senso che insomma, in questa atmosfera dove ormai faremo parte sempre più dell'arredamento, il pranzo chiaramente è un po' come una sorta di andare all'Harris Bar a Venezia, una cosa del genere. Quindi, cerchiamo di dare quella sensazione lì. Quindi l'atmosfera è un po' quella. E quindi cosa è successo questi ultimi tempi? Che poi io mi ricordo l'ultima volta stavate lavorando, eravate in chiusura, chiaramente nel periodo delle vostre vacanze, avete riaperto quindi con il mezzogiorno, con il servizio del pranzo, che ha subito delle modifiche rispetto abbiamo agli due ultimi anni. tipologie di carta, anche un business lunch, quindi abbiamo anche l'occasione che ha poco tempo a pranzo di gustare i nostri piatti in poco tempo, e la sera abbiamo la grand carte dove io lo chiamo iniziamo a giocare facendo molto più
puntate, delle degustazioni. Quindi è cambiato anche poi la sera. Sì, esatto. Anche perché è vero, uno che viene all'Aurin e a fretta sembra anche strano. Sì, anche strano, è vero. Ecco, invece purtroppo anche l'Aurin si è dovuto un po' adeguare. Ecco, un posto dove chiaramente tendi a rimanere il più possibile e quindi ci sono delle formule quindi convenienti in questo senso. Assolutamente, poi la qualità paga su tutti, se siamo tutti i giorni a pranzo quasi sempre pieni vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ecco. Io notavo che c'è anche una proposta del giorno che può essere anche di pesce piuttosto che di carne. Assolutamente. Mi sembra che abbiamo un pubblico internazionale e anche per i Bolzanici cerchiamo sempre di non far mai annoiare i clienti. Per esempio, ieri era pesce ad esempio, Oggi è carne e pesce. carne e pesce. Esatto. Nel menù quindi c'è una portata. Esatto, una di carne, una di pesce e dopo il dessert che è la proposta del giorno. Quindi è una formula conveniente al prezzo Di di. 35 euro il menù a 3 portate che serviamo solo a pranzo. Mentre invece la sera Invece la sera abbiamo la Gran Carte con menù di gustazioni che partono da 75 euro con un accompagnamento vini e un menù a 6-7 portate. quindi lei, come dire, ci tiene anche a mantenere però una certa classicità nel ristorante, cioè, a parte queste proposte creative, chiaramente le ciotole, no? Queste cose che poi comunque si riportano sempre indietro in un certo senso, anche se adesso sono, come dire, moderne, e quindi il servizio in sala, vedo che lei è affascinato un po' da questa cosa di preparare davanti al cliente. Cerchiamo sempre di fare cose che gli altri non fanno. Però Che hanno smesso di fare, cioè che Che hanno smesso di fare, li hanno invece poi vediamo dei maggiori locali, non so, questo sta al numero 1 nei 50 best, che ancora è in classifica in attesa della nuova, l'11 Madison Park, e non è più un ristorante dove c'è uno chef, c'è praticamente un uomo di sala che è il patron del ristorante con uno chef. Questo è quello che è accaduto alla recente presentazione, dove parlava il maître, il restaurant manager, ha detto, questo è il mio chef. Ovviamente nei 50 best fino all'anno scorso ci si aspettava il Bottura o il Thomas Keller della situazione, il Ferran Adriano, certamente uno della sala, invece anche la sala ha una grande importanza. Quindi cos'è che prepara in sala, ad Noi esempio? a parte come dessert facciamo le crêpes come si facevano una volta in modo molto classico alla francese, il flambé, dopo sporzioniamo delle anatre, dei bambini al sale, cerchiamo sempre di andare anche in sala perché è bello se un po' come in sala, no? Perché ha subito il feedback dai clienti. Finisce il piatto lì, Finisce il piatto lì. non è che lo cuoce lì. E le crêpes esenti? La crepe sì, la crepe sì. No, devo dire la crepe ho avuto modo di provarla, effettivamente molti lo fanno, soprattutto i barman a certi posti, no? C'è ancora qualcuno che è rimasto come lei, sempre legato alla grande tradizione, però lei ci mette più quella cosa che ha lo chef, no? di aggiungere degli ingredienti per apprezzare ancora meglio quel piatto che chiaramente il maître, il barman, no? Non può fare. Lo facciamo, il gusto deve essere di una volta presentato in un modo moderno, attuale. Quello penso che poi sia venuto perché ne vediamo tantissimo. Ecco, bene, complimenti, quindi altre cose che si fanno in sala, il canale dei formaggi è ancora in auge? Sì, assolutamente, non deve mai mancare sicuramente un ristorante di livello. Anche perché va a sostituire o il dessert o prima del dessert. In quel caso lì è lei che li presenta, li prepara? Perché troppo in sala non posso fare. Quindi diciamo creare il formaggio, no, però anche presentare, io una volta scelto i formaggi, presentare comunque sul piatto i formaggi in un certo modo, cercando anche magari di tagliarne poco, no? Poi comunque sempre poco ma buono, in modo che non ci sia tantissimo troppo, perché poi il problema dei formaggi è anche un po' questo, però il formaggio ci vorrebbe sempre in qualsiasi pranzo, in qualsiasi cena, come un bicchiere di vino rosso. Anche se tu hai fatto magari un menù di pesce, magari leggero, perché non un rosso, un bel lago di Caldaro servito a 15-16 gradi. Altre cose, caro chef? Non possiamo anticipare nulla, non è che ci sono delle novità, so che lei è curioso, ma non possiamo anticipare nulla. So che farete sicuramente delle altre cose. Per il 2018 state lavorando. Abbiamo dei bei progetti e la metteremo tutta a portare a buon fine. Anche perché questo è un albergo, è un ristorante dove sono passati tutti questi chef pluristellari, non so se è passato anche Norbert Niederkofer, ma è possibile, non è passato. A mangiare sì. A mangiare sì, però comunque tantissimi questi che hanno preso le fatine, una anche 2 stelle, perché poi l'Alto Adige ormai è una terra di
appunto di 2 stelle, con un chef chiaramente se ne sono andati, lei invece rimane. Io ancora tengo botta, sì. Lei tiene quanti anni sono? 5, quindi per dire, cioè, sta rimanendo, evidentemente vuole insistere qui, vuole vedere appunto cosa fare. Anche perché è un po' una mia creatura, no? Ecco. Io la vedo così. Ecco, bene, fa molto piacere, io quindi faccio i migliori auguri, non ci sono altre cose che abbiamo dimenticato, previsioni, che so, l'albergo non ha una spa ad esempio. L'albergo non è una spada. Che è una cosa più normale che ci possa essere in Alto Adige, però siamo in centro. Esatto. Quindi c'è una formula invece molto interessante, perché noi magari vi parliamo di persone che veramente alloggiano qui, piacevolissimo, ma si può venire anche solo a provare la cucina appunto di Manuel Astuto, e se c'è questa grande voglia cioè, andiamo appositamente, passiamo da Bolzano, ci fermiamo, dove parcheggiamo? Di fronte all'albergo. Ecco, si parcheggia di fronte all'albergo, c'è una formula, io sto provando, tra l'altro anch'io, sto sperimentando, che è quella delle 2 ore. Possiamo? Ecco, delle 2, non so se dopo la sera cambia, perché chiaramente la cena è più lunga, poi sono 2 ore a pranzo intanto che vengono chiaramente regalate, ecco, quindi è un buon insomma per chiaramente per il pranzo. Ma io come funziona? Quindi si entra al ristorante, si dà il biglietto Alla fine cena o fine pranzo si dà il biglietto e il biglietto viene sbloccato per il cliente che ecco, il biglietto che viene dato praticamente quando si parcheggia viene consegnato alla fine, ecco, dopo aver pagato il conto eccetera eccetera, viene consegnato e viene dato un via libera, avere tutta la macchinetta qua. Fa 2 macchiate gentilmente. Bene, grazie a Manuel Astuto. a voi.